Blitz antiterrorismo, 14 arresti in 4 regioni. In Veneto indagati 3 imprenditori siriani, un vicentino e 2 residenti nel veneziano. Nell'inchiesta individuate 2 cellule accusate di far parte di una rete di supporto al terrorismo. Poliziotto aggredito nell'ufficio immigrazione della questura di Padova, attimi di tensione per un nigeriano che pretendeva una casa, il SAP ufficio inadeguato. Forte scossa di terremoto poco prima di mezzanotte con epicentro nell'Udinese, il sisma avvertito anche a Tolmezzo, Codroipo e Tarvisio. Verso il governo Lega Movimento 5 Stelle stamane a Roma primo incontro Salvini-Di Maio, domani il bis, resta il nodo del Premier, Zaia da Venezia, il contratto di governo deve avere l'autonomia come dogma. Crisi pasta Zara, l'azienda convoca i sindacati per il prossimo 18 maggio, preoccupazione per i lavoratori dei 3 stabilimenti, speriamo non sia il primo caso legato al crack delle banche. Ladri in azione in un'abitazione di Mogliano, momenti terribili per la padrona di casa che si sveglia e trova i banditi in camera da letto al buio ma riesce a farli fuggire. Partiranno tra stanotte e venerdì gli alpini padovani diretti a Trento, festa per la protezione civile delle penne nere, prima ad essere fondata in Italia 40 anni fa. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Avete sentito in primo piano il blitz antiterrorismo da parte della Guardia di Finanza e della Polizia che ha portato anche nella nostra regione. Sono 3 gli imprenditori siriani indagati, 2 nel veneziano, 1 nel vicentino, ne parleremo tra poco, ma intanto in primo piano la politica con la formazione del nuovo governo Lega Movimento 5 Stelle. Questa mattina a Roma primo incontro tra Salvini e Di Maio, domani il bis, resta il nodo del Premier. Nel frattempo il governatore del Veneto Zaia ribadisce il contratto di governo deve avere l'autonomia come dogma. Sentiamo. Ieri sera si sono creati i presupposti per iniziare un tavolo con la Lega e avviare il progetto del governo del cambiamento che abbiamo in mente. Stesura del contratto, dallo spettro del voto balneare a un governo Lega Movimento 5 Stelle che sta prendendo corpo. A Montecitorio stamane il primo faccia a faccia dopo settimane di contrasti, forni chiusi, aperti e di nuovo chiusi. Si parte dai temi, dal mettere insieme i programmi prima ancora dei nomi. E subito da Venezia arriva il messaggio. Nel contratto che deve stare alla base del governo, il tema dell'autonomia deve essere un dogma. A dirlo oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia. Da Veneto, da presidente di un territorio che ha la paternità di questa rivoluzione pacifica della riforma istituzionale dal basso sull'autonomia, continua: non posso che ricordare che Lega e Movimento 5 Stelle hanno chiesto ai loro elettori di sostenere questo progetto. Un governo, conclude Zaia, significa affrontare i problemi del sociale, della tassazione, dell'economia, delle banche, che considero una priorità. Ma per noi questo esecutivo dovrà passare alla storia per l'autonomia. All'uscita dal primo faccia a faccia Salvini è sbrigativo, Di Maio meno. E con Matteo Salvini ci siamo detti chiaramente che prima si parla dei temi, dei contenuti, degli obiettivi per i cittadini e poi dopo parliamo dei nomi. Infatti stamattina concordavamo sul fatto che da oggi pomeriggio ci si debba riunire il più possibile ad oltranza per scrivere il contratto di governo, che è sul modello tedesco, come avevo già detto, avevamo detto in campagna elettorale, avevamo detto dopo le elezioni, ed è la grande occasione per formare un governo intorno ai problemi dei cittadini. Sta andando bene la nota congiunta che arriva poco dopo, significativi passi avanti. A Mattarella si chiede ancora un po' di tempo, il nodo principale resta quello del nome da indicare come Premier. L'ipotesi Giorgetti, che si era fatta strada nei giorni scorsi, sembra essere tramontata. E i 2 leader sono in sospeso in merito all'indicazione di un nome neutrale o di un terzo uomo che arrivi da ambienti politici, con una Forza Italia che resta a guardare di lato ma senza voler uscire dai protagonisti. Agli azzurri non piace un'ipotesi di governo così, ma piace ancor meno un ritorno alle urne. Tutto ancora in precario equilibrio, ma è comunque un equilibrio. Domani nuovo vertice, tenendo ben presente che dal Veneto e dal Nord, che grazie al Veneto ha scoperto la voglia di autonomia, la richiesta è pressante. Discuteremo di tutto quello che c'è nei programmi. Vi chiedo solo la pazienza perché dobbiamo mettere insieme un contratto unendo 2 tipi di programma che non sempre sono compatibili. Aggressione in questura a Padova, un agente finito al pronto soccorso picchiato da un immigrato che chiedeva una casa all'ufficio stranieri. Sentiamo. 10 giorni di prognosi è la diagnosi con la quale è uscito dal pronto soccorso l'agente di polizia della questura che stamattina all'ufficio immigrazione aveva tentato di calmare un nigeriano. Siamo qui a denunciare un fatto gravissimo che
ha visto oggi ferito un poliziotto nell'ambito delle proprie funzioni all'interno di una questura che dovrebbe essere l'ambiente più sicuro per i cittadini o per chiunque acceda a questa struttura. Eppure i sindacati denunciano da tempo al questore e al sindaco di Padova la necessità di spazi adeguati per il servizio amministrativo, ma tutto tace. Sono almeno 2 anni, ma in particolare alla fine dell'anno scorso e anche all'inizio di questo nuovo anno avevamo indicato al questore Fasseri questa necessità, abbiamo anche scritto al sindaco Giordani perché riteniamo che questa problematica non sia più esclusivamente una problematica di sicurezza della questura, ma sia un problema anche di carattere sociale. Il numero ingente di pratiche, sottolinea Pesavento, e la logistica degli uffici impongono alle istituzioni di fare in fretta. Serve una nuova questura o, nell'attesa, degli uffici immigrazione decentrati più adatti, con un front office che faccia da filtro. I cittadini devono, sentirsi sicuri allorquando entrano in questura per ricevere un supporto. Poliziotti che non mancheranno di farsi sentire con sindaco e questore. Stiamo anche pensando una manifestazione fuori dalla questura proprio per portare un contributo ancora più proficuo al fine di risolvere questa questione. Ed ora il blitz antiterrorismo che ha portato a 14 arresti in 4 regioni, 3 gli indagati in Veneto. Sentiamo. Blitz antiterrorismo, 14 arresti complessivi ai jihadisti finanziati con il traffico dei migranti, perquisizioni anche in Veneto nel mirino della Procura Antiterrorismo di Venezia, finiti infatti 3 imprenditori, indagato un imprenditore del Vicentino, per la precisione di Gambugliano, e 2 del Veneziano, uno di Sandona di Piave e l'altro di Musile di Piave. Si tratta in quest'ultimo caso di 2 imprenditori di nazionalità siriana, con l'imprenditore di Musile di Piave titolare di un'azienda attiva nel settore edile, in questi anni poi chiusa. Secondo l'ipotesi investigativa avrebbero inviato soldi madrepatria per sostenere la guerra santa. A coordinare gli accertamenti è la Procura Antiterrorismo di Venezia, come già detto, coordinata dal procuratore Bruno Cherchi, che ha disposto anche una perquisizione a carico di una persona di Olbia che ha intrattenuto contatti con l'imprenditore di Sandona di Piave. A far scattare le indagini il trasferimento sospetto di 50.000 euro in Siria attraverso canali non ufficiali, ma che l'industriale giustifica con l'acquisto di una casa. I 2 industriali sarebbero accusati di riciclaggio e finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. In procura vi è molta cautela sulla vicenda, che vede complessivamente nel resto d'Italia ed Europa 14 persone arrestate con l'accusa di finanziamento dell'associazione terroristica Al-Nusra, con i terroristi che avrebbero sfruttato per complessivi 2 milioni di euro gli introiti derivanti dall'immigrazione clandestina. Queste le indagini condotte dalla SCICO di Roma, il Servizio Centrale di Investigazione della Criminalità Organizzata, e dalla Guardia di Finanza di Brescia, che sono arrivati fino al territorio lagunare. Minore picchiato da una banda di bulli, aveva messaggiato con la ragazzina di uno della gang, accaduto nel Vicentino. Sovizzo, il bullismo colpisce ancora. Vittima un 13enne pestato dalla gang per un cosiddetto sgarro. Il minore sembra abbia avuto l'ardire di procurarsi il numero di cellulare e scambiare vari messaggini con una sua coetanea, ma sfortuna sua, fidanzatina di uno del branco. Immediata la reazione della banda, che lo ha attirato in una vera e propria trappola. L'invitò a mangiare un gelato e lì il violento epilogo. Il 13enne è stato accerchiato dal gruppetto di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, malmenato per 20 minuti. E quando lui, tra le lacrime, ha chiesto spiegazioni, la risposta è stata che doveva lasciare in pace la ragazzina, e poi la minaccia di prendere altre botte se si fosse confidato con qualcuno. Il 13enne però non ce l'ha fatta e proprio si è confidato con l'amico del cuore, il quale, preoccupato, ha avvisato la madre. La visita in ospedale, dove sono state refertate alcune contusioni, e poi è scattata la denuncia ai carabinieri di Montecchio e l'apertura di un fascicolo da parte della Procura dei minori.
Una forte scossa di terremoto con epicentro a Bordano è stata avvertita nella tarda serata di ieri. Il sisma di magnitudo 3.6 ha avuto una profondità di soli 7,5 km ed è stato quindi avvertito in una vasta area. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco, ma fortunatamente non risultano danni a persone o cose. I comuni più vicini all'epicentro sono Bordano e Venzone. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione a Udine, così come a Tolmezzo, Codroipo e Tarvisio, ma anche nella pedemontana del Veneto, oltre che a Gemona, tra i paesi più colpiti dal sisma del 76. Il terremoto, questa scossa della notte, ha causato un grande spavento, ancora più sensibile da un punto di vista emotivo, proprio perché pochi giorni fa è stato celebrato il 42esimo anniversario del devastante terremoto che nel 76 causò migliaia di morti e distrusse numerosi comuni. Molti erano a letto e sono stati svegliati proprio dalla scossa di terremoto. Ed ora la crisi di Pastazzara, convocati per il prossimo 18 di maggio i sindacati, preoccupazione per i 470 lavoratori con lo stipendio bloccato da aprile. Sentiamo. Crisi di Pastazzara. Dopo un primo incontro con i lavoratori dello stabilimento di Riese Pio X e la richiesta del presidente Furio Bragagnolo ai dipendenti di tenere duro, è stato programmato un incontro con CGIL Cisle Will per il 18 maggio. L'azienda, prima esportatrice di pasta italiana nel mondo e secondo produttore del paese, ha convocato i vertici delle categorie degli alimentaristi per fare il punto sulla difficile situazione in seguito all'annuncio dell'istanza presentata al Tribunale fallimentare di Treviso di accedere al concordato preventivo. Siamo preoccupati perché ovviamente il percorso del concordato è sempre una cosa un po' strana, bisogna avere un piano di rientro efficace e ad oggi l'azienda ha solo chiesto un concordato preventivo in bianco, quindi vuol dire che non c'è neanche stato presentato un progetto, un piano di rientro. Pastazzara in questi giorni ha nominato un nuovo amministratore delegato e si attende da parte del Tribunale, in caso di accoglimento della domanda di concordato, la designazione di un commissario. Grande la preoccupazione dei 470 dipendenti occupati negli stabilimenti di Riese Pio X, Muggia e Rovato e con lo stipendio di aprile congelato dalle pratiche del concordato. È stato detto che maggio comunque verrà remunerato. Ad oggi loro stanno lavorando, quindi è ovvio che la nostra preoccupazione è principalmente per quelle famiglie che hanno scadenze mensili e che andranno in difficoltà. Una situazione sicuramente molto complessa e delicata, quella della storica azienda, entrata in una crisi di natura finanziaria correlata alla pesante situazione debitoria nei confronti di una serie di istituti di credito, tra i quali le due ex popolari venete. Non vorrei che fosse l'onda lunga di quella che è stata la crisi delle banche in Veneto e questo è uno dei primi effetti. Io mi auguro che questa cosa venga risolta, che si trovino le risorse per rilanciare comunque un'azienda che è sana e ha prospettive e quindi è giusto investire soprattutto per mantenere un'occupazione di qualità come quella che c'è oggi negli stabilimenti. Ed era la storia di una donna assunta dall'azienda ospedaliera di Padova a 63 anni, licenziata adesso che ne ha compiuti 65 perché non maturerà i contributi per la pensione. Il freddo nome tecnico usato dalla legge parla di collocamento a riposo senza diritto a pensione. Il caso è quello di una donna padovana di 65 anni, operatrice socio-assistenziale dell'azienda ospedaliera. 2 anni fa, a 63 anni, grazie alla graduatoria di un vecchio concorso, la signora che ha iniziato a lavorare in tarda età viene assunta a tempo indeterminato. Poco tempo fa, la mazzata. Dal 1° maggio la signora è stata collocata a riposo senza diritto alla pensione. A 67 anni non avrebbe maturato i 20 di contributi minimi necessari per la pensione. Alla direzione generale dell'ospedale non è restato altro da fare che applicare la legge. Il primo caso, racconta Luigino Zuin della UIL. Questa persona ha semplicemente il diritto di trovarsi senza pensione e senza stipendio. È una cosa veramente inaudita. Io credo che questa legge, questa norma è fatta contro il buon senso, contro gli italiani, contro anche i più deboli. Se pensiamo
che un parlamentare semplicemente perché va un giorno in Parlamento percepirà un vitalizio per il resto della sua vita, mentre noi per legge abbiamo decretato che una persona deve rimanere senza stipendio quantomeno dai 65 ai 67 anni. Mani legate per l'azienda ospedaliera, sostiene il sindacato. L'azienda ospedaliera deve conformarsi a quelle che sono le leggi, quindi noi non facciamo nessun appunto all'azienda ospedaliera. Contributi buttati, l'unica speranza per la donna che aveva avuto il coraggio di reinventarsi è la pensione sociale. Ha avuto il coraggio di venire a lavorare in azienda ospedaliera, fare un lavoro bello però pesante come quello dell'operatore sociosanitario, peccato che sia stata umiliata così, insomma, è mandata a casa come un corpo estraneo all'interno della società. A Treviso ora bilancio in rosso per Fondazione Cassamarca, sentiamo. Guardate bene queste immagini, rimarranno nella storia trevigiana come primo segno del cambiamento in Fondazione Cassamarca. Per la prima volta infatti i consigli di amministrazione e di indirizzo sono riuniti assieme davanti alla stampa, ma soprattutto per la prima volta manca il presidente Dino De Poli. E sarebbe già una notizia se in realtà la vera notizia di oggi da Caspineda non fosse il ricalcolo di bilancio con i conti nuovamente tirati che hanno dato un inesorabile rosso di oltre 53 milioni di euro. Certo, a fronte di un patrimonio complessivo e soprattutto reale di oltre 308 milioni, ma comunque segno di una febbre alta per le storiche casse dell'ex cassaforte dei trevigiani. Ecco il perché i due consigli si sono presentati assieme davanti alla stampa con l'obiettivo di spiegare bene il risultato del ricalcolo di bilancio. Intanto la causa scatenante di tutto è stata la caduta verticale del valore delle azioni Unicredit, acquistate nel 2008 a 210 euro ed ora quotate 17 euro. Un crollo preventivato e coperto da un fondo di accantonamento di 200 milioni di euro. Fin qui tutto bene dunque, se non fosse che a seguito dei titoli si è dovuto ricalcolare anche il valore degli immobili, dalla Piani al Teatro da Ponte, solo per fare degli esempi. Abbiamo scoperto che alcuni valori sono inferiori a quelli che avevamo segnati in carico e allora abbiamo dovuto provvedere a svalutarli. Niente fondo di accantonamento per gli immobili ed ecco il profondo rosso imprevisto. E allora cosa fare? Intanto garantire fino a fine di questo mandato, ovvero a dicembre, gli impegni presi. Noi abbiamo già coperto per il 2018 anche i fondi che erano necessari per la erogazione di quelle che sono le nostre attività, ovviamente relative all'università e relative ai teatri. Poi agire su 3 strade. Affittare ciò che si dà in uso gratuito, chiedere sostegno alle altre istituzioni per le iniziative a beneficio della collettività e infine vendere tutto ciò che non è strategico. Un esempio, Teatro da Ponte Vittorio Veneto, valore reale a bilancio 11 milioni di euro, in uso gratuito al Comune. Potrebbe essere anche una cessione in modo che dia anche opportunità sia al Comune di averlo in proprietà e sia a Fondazione di non avere più i costi. Una strada tutta in salita per il successore di De Poli. Lei è pronto? Ma io sono sempre pronto, ma non a certe cose come intendete voi. La cronaca, 3 giovani di nazionalità romena domiciliati in un campo nomadi di Verona sono stati arrestati dai carabinieri di San Bonifacio con l'accusa di furto in concorso con strappo aggravato. I 3, un ragazzo di 25 anni e 2 donne di 22, hanno rapinato un imprenditore nella zona industriale di Gambellara strappandogli dal polso un orologio del valore di 30.000 euro. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per 2 di loro. La terza, una delle 2 donne incinta, è stata concessa la misura degli arresti domiciliari. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG, ancora cronaca dal trevigiano, paura per una famiglia di Mogliano che si è trovata faccia a faccia nel cuore della notte con i ladri. Sentiamo. Siamo rimasti proprio estrefatti. No, non è la prima volta qua. E anche qua davanti ho sentito, in via Siese, in via ce n'è dappertutto, insomma vanno dappertutto. Trovarsi faccia a faccia con i ladri in piena notte, al buio, in camera da letto. L'incubo peggiore che si materializza, senso di intrusione, di violazione della propria intimità e soprattutto paura per quello che potrebbe accadere.
A una coppia di coniugi di Mogliano capita una scena vissuta da tante, troppe persone. Ore 4 del mattino in via del Macello, parte nord della cittadina, non distanti dal centro ma una zona isolata alle cui spalle scorre il fiume Zero. Abitazioni spesso nel mirino, come raccontano i vicini. Camminano di notte e te non sai di niente perché dietro c'è il canale. Un rumore nel buio, la padrona di casa si sveglia e vede la sagoma di uno dei ladri che sta rovistando nel comodino accanto. L'urlo di spavento fa scattare il bandito che fortunatamente sceglie la via meno cruenta, la fuga assieme ai complici, che nel frattempo sono riusciti a impossessarsi di pochi euro svuotando le borse dentro casa e qualche gioiello, ricordi di famiglia dal grande valore affettivo. E nella paura c'è pure un momento quasi paradossale quando il ladro, sorpreso, se ne scappa con il cassetto del comodino che non ha fatto in tempo a svuotare. Impossibile distinguere i malviventi per raccontare qualcosa ai carabinieri, subito allertati. Ha detto che al buio così non si è visto niente. Comunque faranno indagini, ma è difficile perché telecamere non ci sono. Loro vanno in cerca, hanno detto, di soldi di carta liquidi, contanti e oro e basta. Oro e gioielli, razzie che in questa via e in quelle vicine hanno visto parecchie volte. La soluzione per quasi tutti è stata quella di installare l'allarme, oppure chiudersi, barricarsi in casa, ma barricarsi. Con un gran timore su tutti, che i malviventi non scappino ma reagiscano con violenza. La paura più grande è questa, perché ci sono anche persone anziane che abitano in questa strada e hanno veramente paura. Ed ora la 91esima adunata nazionale degli alpini a Trento, quelli di Padova, le Penne Nere di Padova e provincia avranno un motivo in più per non mancare, sentiamo. Alpini non solo Moschetto e Scarponi, ma da sempre identificati come gli uomini dell'aiuto e della mano tesa verso l'altro, sempre pronti a partire quando la terra e l'acqua si ribellano contro l'uomo. A Trento, per gli alpini della sezione ANA di Padova, esserci avrà un motivo di orgoglio in più. Da quest'anno sarà presente alla Dunata una cittadella della protezione civile. Per quanto riguarda Padova è un po' il fiore all'occhiello di molte sezioni. Padova in particolare perché sostanzialmente la prima unità organizzata di protezione civile dell'ANA è nata proprio a Padova. Alpini padovani orgogliosi di quello che è un loro primato nazionale, la prima protezione civile alpina strutturata, nata nel 1978, poco dopo il terremoto del Friuli del maggio 1976. La maggior parte di alpini e familiari padovani partiranno per Trento nelle prossime ore, altri domenica mattina molto presto, in tutto 900 persone. A Trento è data per certa la presenza del Capo dello Stato Mattarella, che quasi di certo chiuderà a novembre a Villa Giusti le commemorazioni per il centenario della Grande Guerra. Il 4 novembre anche lì la presenza del Capo dello Stato a Villa Giusti sembra confermata per quest'anno. E siamo al termine di questa edizione, subito dopo i TG torna 20:10, politica in primo piano questa sera con Gian Antonio D'Arè della Lega Nord e Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Siamo in chiusura, quindi uno sguardo come sempre prima di salutarci alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna della stabilità sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto. Dal pomeriggio qualche addensamento in più e anche qualche rovescio possibile sul bellunese e inoltre sui settori occidentali della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi. Tempo lievemente instabile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà più soleggiato al mattino, poi aumenteranno le nubi con qualche rovescio temporale che dai settori montuosi potrà estendersi fin verso le medio-basse pianure. Migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi gradevoli tra 24 e 27 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo risulterà molto instabile con precipitazioni temporalesche sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche moderate, specie sui settori meridionali della regione. Fenomeni in cessazione ovunque già entro la serata.
Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.